Allora, grazie per essere qui. La mia ambizione da questo incontro, sono felicissimo di farlo con Alex Cobham, perché ci sono essenzialmente due persone nel mondo che hanno fatto più di tutti gli altri, diciamo, per la causa della giustizia fiscale. Una l'ho incontrata il mese scorso a Parigi, è Gabriel Zucman, un altro economista, e l'altro è Alex Cobham in quanto direttore del Tax Justice Network. E la mia ambizione, come dire, vorrei dopo questa chiacchierata con lui, che voi reclutarvi come evangelisti di questa idea. D'altronde il posto è quello giusto, diciamo, il posto dove ci troviamo, che è un'idea semplicissima. Adesso ce la spiegherà bene Alex, ovvero chiedere pochissimo a persone che non si accorgerebbero neanche, diciamo, della differenza, per beneficiare invece tutto il resto della società che si accorgerebbe della differenza. Cioè, perché di questo stiamo parlando, non c'è un singolo argomento razionale e nemmeno etico per non chiedere un supplemento di giustizia agli ultraricchi. Questa, diciamo, è la cornice all'interno della quale si svolgerà questa conversazione. E allora io darei subito l'inizio, poi mi piacerebbe anche se volete, se alla fine, se avete delle domande, obiezioni, non siete d'accordo, che alzaste la mano e faceste i vostri interventi. E allora inizio subito con le domande, partendo un po' dall'attualità. Alcune settimane fa è uscita questa notizia che in California, che come sapete da sola sarebbe tipo la quarta economia del mondo, sono state raccolte le firme, cioè 1,5 milioni di firme, ne bastava la metà, per fare un referendum a novembre su una tassa del 5% sui miliardari. Che questa è diciamo così, la notizia grossa degli Stati Uniti. Nessuno pensava fosse possibile, e aggiungo, anche se diciamo così è molto, su una scala molto più piccola, 2 giorni fa, a Roma è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una patrimoniale sopra i 2 milioni di euro. Poi potremo parlare, diciamo così, se questa soglia è la migliore, io credo che non lo sia, ma insomma qualcosa sta succedendo. E allora la prima domanda ad Alex Cobham è proprio questa. Cosa sta succedendo, diciamo, nel mondo su questo tema? Riccardo, grazie Riccardo, davvero un onore rivolgermi a te e al pubblico di Udine. Siamo in un momento importante, proprio come slancio, come energia. Il movimento per la giustizia fiscale va avanti ormai da più di 20 anni, però al contempo le differenze, le diseguaglianze non hanno fatto che aumentare in tanti paesi, soprattutto le diseguaglianze nelle aliquote fiscali tra i paesi del sud globale, ma sempre di più anche al nord, compresa l'Italia, anche è una cosa che è andata aumentando. Quindi, guardando agli Stati Uniti che scivolano sempre di più in un autoritarismo corrotto e un atteggiamento sempre più oligarco e autoritario del potere, allora la tendenza, la pulsione è sempre più forte e si vede la volontà, l'energia in paesi come la California, uno Stato, ma anche in altri paesi del mondo, di far valere questo sistema con più giustizia fiscale e con un sistema di tassazione più progressivo, soprattutto nei confronti delle multinazionali. Cosa accadrà nei prossimi 2-3 anni? Beh, quello che accadrà è fondamentale per capire se riusciremo a invertire la tendenza, quindi anziché continuare a scivolare nelle diseguaglianze, nella corruzione, magari si riuscirà a costruire un mondo migliore, più giusto. Ma la cosa che voglio dire è che non è tanto impensabile che ci siano paesi che parlano di patrimoniali, di tassare i ricchi. Accade da un po' di anni. In tanti paesi hanno tassato i patrimoni, le grandi eredità, i redditi eccessivi, anche con aliquote alte. Succede qualcosa, però in un qualche modo ci siamo
concessi, di essere convinti, soprattutto con i media dominati dagli oligarchi, che quella tassazione sia impossibile, impensabile. Quella tassazione sui ricchi invece ci consentirebbe di vivere vite migliori. Anche gli stessi ricconi starebbero meglio se ci fosse meno diseguaglianza, se le risorse fossero spartite meglio, tutti avrebbero solo da guadagnarci. Bene, su questo ci torneremo, anche su questo ultimo punto, che anche gli stessi ultraricchi avrebbero da guadagnare. Nel frattempo approfitto di un altro piccolo spunto di cronaca, no? Perché appunto un mese fa ho incontrato Gabriel Zucman, che è l'altro grande protagonista internazionale di questa partita, per parlare dello stesso tema. E allora è successa una cosa in Francia, che la cosiddetta legge Zucman, quella che porta il suo nome, ovvero tassare del 2% le fortune di chi ha più di 100 milioni, da 100 milioni di euro in su, era passata alla Camera dei Deputati e è stata poi impallinata, per così dire, dal Senato. Allora, ci sono due modi di guardare a questa stessa notizia, no? Cioè, era per la prima volta passata alla Camera e però è stata bloccata al Senato. Allora chiedo ad Alex, qual è la maniera giusta di guardare? Cioè, vedere il bicchiere mezzo pieno, del fatto che per la prima volta se ne è parlato del Parlamento francese ed era passata alla Camera, o invece bisogna concentrarsi sul bicchiere mezzo vuoto, per cui la realtà ultima è che non è passata? Secondo me il bicchiere è più sul mezzo pieno, è più mezzo pieno, lo vediamo nel contesto ampio. In Danimarca, ad esempio, c'è stata nonostante una tassa poco popolare sui redditi, il governo ha una buona popolarità. Quindi c'è qualcosa che dà speranza. Un nuovo governo in Ungheria che dà incoraggiamento, che sta parlando anche lì di una tassa sui patrimoni, e questo anche durante la campagna elettorale, per cui ci sono esperienze dove le tasse sui patrimoni facevano paura a tutti, ai politici, soprattutto in campagna elettorale si diceva non è così che si vincono le elezioni, adesso stanno cambiando le cose per fortuna. Quello che abbiamo visto in Francia è stato questa mossa politica che ha passato il primo passo alla Camera, è un passo positivo perché finalmente si parla di una misura fiscale impopolare che invece va avanti. Vedremo, penso che nelle prossime elezioni si parlerà moltissimo di patrimoniali, di tasse sui redditi importanti, vedremo quali partiti correranno il rischio di impegnarsi, di mettere nelle campagne elettorali tasse impopolari. Credo che ci sarà anche quasi una concorrenza tra partiti, sono misure impopolari di base in Francia e dappertutto, però chi avrà il coraggio di farlo potrebbe diventare stranamente molto popolare, quindi non ce l'ha fatta al Senato la legge in Francia, ma non scoraggiamoci, forse è ancora un po' prematuro, ma la direzione è questa e io penso che prima o poi in molti paesi imposte del genere finalmente passeranno. Bene, cambiando anche un po' l'ordine delle domande, su questa ultima cosa che hai detto, no? Misure impopolari, vorrei introdurre un elemento così di problematizzazione, nel senso che in verità tutti i sondaggi europei, compreso in Italia, ce ne sono stati due, uno di un anno e rotti fa e uno di pochi mesi fa, dicono che la stragrande maggioranza degli europei e degli italiani, il primo parlava del 73%, l'aveva commissionato Oxfam Italia, il secondo di ISI dava addirittura l'83% degli italiani favorevoli a una patrimoniale sopra i 10 milioni, cioè presso le persone normali, cioè quelle come noi, questa è una tassa molto popolare che diventa impopolare presso i politici che dovrebbero, diciamo così, rappresentare gli interessi dei cittadini. Allora, come ti spieghi questo gap, questa specie di scollamento che si vede anche in tante altre cose, diciamo, che riguardano la politica internazionale in questi anni terribili? Come ti spieghi questo scollamento?
Ma probabilmente molto dipende dal controllo dei media. Risponderei così, che dipende tutto dalla propaganda, purtroppo. Il Washington Post, ad esempio, ha avuto un editoriale questi giorni per dire che sarebbe folle tassare i ricchi, tassare i patrimoni. Pensate, c'è dietro Jeff Bezos, ovviamente, non ci vuole molto. Lui lo abbiamo visto anche al Met Gala di New York la scorsa settimana. Nelle 2 ore del Met Gala lui avrà guadagnato facilmente in 2 ore quello che guadagnano 120 insegnanti di New York in un anno. Ma le tasse che lui pagherà sarebbero più o meno quelle che pagheranno una manciata di insegnanti, cioè una percentuale infinitesimale. Quindi c'è tanta ingiustizia, quindi purtroppo si fanno passi indietro e si allarga questa forbice, questo divario enorme tra gli ultraricchi e i normali. Quindi la narrazione è sempre quella: non si possono tassare i ricchi perché poi scappano, mettono le loro aziende altrove, ma non è così, non succede questo. Invece i ricchi continuano a vivere dove vogliono vivere, cercando di pagare meno tasse possibile laddove vivono. E poi ci sono le storie che girano nei media, nei giornali, ed è il controllo di questa narrazione mediatica comandata sempre dai soliti e che induce i politici a fare cose impopolari in realtà per la maggior parte delle persone. Bisogna spezzare questo circolo vizioso. Vediamo governi come quello danese, ungherese, Colombia, che adottano tasse sui ricchi, tasse patrimoniali con grandissimo sostegno elettorale e fanno passare politiche altamente impopolari. È probabile che questo si allargherà ad altri politici. Smetterla di ascoltare i media comandati dai poteri forti, ascoltare invece l'elettorato. Questo è un punto molto importante, l'avete proprio capito bene, no? È chiaro che gli editori dei giornali tipicamente sarebbero i primi destinatari di una tassa del genere, e quindi è abbastanza normale che non la vedono con particolare favore, ma è anche molto chiaro, è anche molto importante capire le dimensioni di questa tassa. Io di questo poi parlerò meglio oggi, ma insomma nell'ipotesi Oxfam Italia, per essere chiari, sarebbe una tassa che riguarderebbe lo 0,1% più ricco degli italiani, 50.000 persone, ok? 0,1%, e quindi avvantaggerebbe con 13 miliardi di euro in più all'anno, praticamente una finanziaria intera, il 99,9% degli italiani, cioè tutti gli altri. Cioè di questo stiamo parlando. Cioè, può esistere una misura più popolare di una che toglie allo 0,1% e dà al 99,9%? Perché questi sono i termini della questione. Poi, come dire, nel mondo esistono tante asticelle diverse, si può mettere a 5 milioni e mezzo come fa Oxfam, a 100 milioni come fa Zuckman, e magari Alex Cobham ha un'altra asticella che gli piace ancora di più. Di quello possiamo serenamente discutere, ma l'importante è capire che prenderebbe da pochissimi per dare a tutti gli altri. Allora, a questo punto ingaggio più direttamente l'associazione di cui Alex è direttore, no? Perché questo dibattito internazionale ha preso il volo veramente nell'estate del 2024, quando il G20 a Rio de Janeiro, con un documento pensato da Gabriel Zuckman, ha introdotto il tema di tassare gli ultraricchi. In verità però 4 anni prima, se non ricordo male, Tax Justice Network aveva fatto un rapporto sugli stessi temi. Allora io chiederei ad Alex di raccontarci qual è stato il ruolo propulsore di Tax Justice Network in questo dibattito internazionale. Allora, la mia rete per la giustizia fiscale è stata formalmente nel 2003 e il nucleo del nostro lavoro fin da allora, ed è rimasto sempre lo stesso, quello di lottare per cambiare il contesto internazionale in modo che i paesi nazionali possano portare avanti politiche migliori, soprattutto per tassare le grandi aziende multinazionali
e tassare di più i ricchi e gli ultraricchi, perché è molto facile spostare i profitti, spostare i proprietari dei patrimoni e delle ricchezze, spostarli offshore nei paradisi fiscali. Serve però cooperazione e trasparenza, in modo che poi a livello nazionale si possa dar più potere ai governi di portare avanti le politiche sociali di cui le persone hanno così bisogno. Quindi questo è stato il nostro appello, ripartire meglio, e ci eravamo molto concentrati ovviamente sulle fasce ad altissimo reddito, anche le persone, le famiglie, più che i patrimoni e le grandi fortune. Poi nel 2020 abbiamo pubblicato un report annuale sempre sulla giustizia fiscale, e il primo report aveva detto che era ora di mettersi insieme anche con la Public Service International, che è un altro gruppo importante a livello internazionale, e l'Alleanza Globale per la Giustizia Fiscale, un'altra organizzazione che collabora con noi per la mobilitazione delle masse, cioè per svegliare le coscienze su questo, e avevamo deciso che bisogna lavorare su 3 fronti, tra cui uno era tassare i grandi patrimoni e le fortune. Siamo riusciti a dimostrare da allora che se ogni paese del mondo seguisse il modello spagnolo, ad esempio, applicasse il sistema di aliquote fiscale spagnolo anche su tutti i patrimoni e le ricchezze, ci sarebbe una ripartizione migliore e aumenterebbe tantissimo il gettito degli stati. È facile farlo, si tratta di aumentare le tasse a pochissime persone, tra l'altro probabilmente i ricchissimi sarebbero anche pronti a pagarle un 2% in più, perché comunque resterebbero ricchi. Poi si può ragionare sulle aliquote. Comunque è una differenza rispetto a quello che invece era stato discusso in Brasile al G20. L'idea del G20 prevedeva di avere una tassa per tutti i miliardari, ovunque essi fossero nel mondo, avrebbero dovuto pagare una tassa in più. Invece noi dicevamo importante dare più potere ai governi, ai parlamenti nazionali per lavorare negli stati-nazione, ed è lì che vanno prese le decisioni, e va lì che i politici devono avere il coraggio di prendere le decisioni che gli elettori chiedono, in modo da avere un percorso proprio diretto tra la politica e la cittadinanza. Quindi comunque la gran parte dei miliardari vivono in paesi ricchissimi e senza porre rimedio a tutti questi soldi non porremo mai rimedio a tutte le diseguaglianze, anche perché soprattutto i paesi poveri hanno disperato bisogno di quel gettito supplementare che deriva dal tassare i ricchi e le fortune. Quindi poi magari il miliardario che guadagna a New York o si trova diversamente, ma i soldi vanno ridistribuiti, spostati geograficamente, ed ha a che vedere anche con la democrazia nei nostri paesi e nel mondo, e poi le tasse servono proprio ad avere più democrazia, quindi senza fissarsi sul gettito è la democrazia che va migliorata. D'accordo. Alcune cose che mi ero dimenticato di dire prima, quando Alex ha citato Jeff Bezos, il padrone di Amazon, che era al Met Gala l'altra sera, che ha largamente finanziato, che è una cifra importante, sarebbe inimmaginabile per noi, ma è come è stato il suo matrimonio, che è costato a Venezia si stima una trentina di milioni, che avevo fatto un conto e che era come se un italiano, rispetto al reddito di un italiano medio o al patrimonio di un italiano medio, è come se un italiano avesse speso 20 euro per il suo matrimonio. Quindi tutto va messo, diciamo così, come dire, in scala. Jeff Bezos è uno che per tutti questi anni, almeno negli ultimi 15 anni, si è fatto pagare uno stipendio da amministratore delegato di Amazon di $80.000, ma non per modestia, perché così risultava praticamente un povero per gli standard americani, e è stato anche sfrontato da chiedere gli assegni familiari. Cioè, voi vi rendete conto? Immaginate Jeff Bezos, il padrone di Amazon, patrimonio di oltre 250 miliardi di dollari, che chiede gli assegni familiari per i suoi figli, perché ha detto: io ne avevo diritto. Va bene, ne hai diritto, ma chi di voi, in condizioni
temo per voi, finanziarie molto più basse di Jeff Bezos, come dire, chiederebbe gli assegni familiari con una ricchezza anche molto molto inferiore. Cioè, stiamo parlando di questo tipo di persone, stiamo parlando di persone come Elon Musk, la persona più ricca del mondo adesso con 800 e rotti miliardi di dollari di patrimonio personale, che fino al 2018 dichiarava $0 di tasse sul reddito personale. Ora mi chiederete forse com'è possibile? È possibile grazie a tutta una serie di cavilli del codice fiscale americano, per cui tu puoi, appunto, il reddito personale puoi praticamente azzerarlo, perché tutti i soldi le intesti a un trust, le azioni che compri, da cui viene la stragrande maggioranza della tua ricchezza, le intesti a quel trust. Il trust, gli eventuali guadagni di borsa sono detassati, insomma alla fine tu sei miliardario e risulti nulla tenente, e diciamo i soldi che ti servono per la vita vendi un'azione e con quei soldi lì poi, diciamo così, ci fai le cose che ti servono per vivere. Cioè, di questo tipo di ricchezza stiamo parlando, e a questo tipo di persone soprattutto vorremmo chiedere un aumento, diciamo così, un contributo superiore. Ma allora adesso entro ancora più nel vivo e chiedo l'aiuto di Alex su alcuni punti, no? Perché io medesimo ho scritto un libro che è uscito un paio di mesi fa, che si chiama Tassare milionari, quindi non ha bisogno di tante spiegazioni, che prova a fare la sua parte, diciamo, di spostare di alcuni millimetri in avanti questo dibattito così assurdo, cioè che c'è ancora bisogno di convincere le persone che è un'idea sensata chiedere un po' di soldi in più a queste persone. E allora giro ad Alex le principali obiezioni che mi hanno fatto, soprattutto sui social in questi 2 mesi, oltre a una serie di offese così gratuite che risparmio, ma insomma, vabbè, quelle più ricorrenti e più serie. Le giro a Alex e Alex mi spiegherà come rispondere, diciamo. La prima obiezione è: bella idea, tu tassi i milionari e l'indomani tutti i milionari lasciano il paese, il cosiddetto millionaire exodus o capital exodus, no? Questa è la prima obiezione. E la seconda è: se anche alzassimo le tasse ai multimilionari, lo Stato è così incapace di spendere i soldi che sarebbero soldi buttati via. Io adesso chiedo, diciamo, alla sapienza di Alex di darmi argomenti supplementari per smontare queste 2 obiezioni. Allora, intanto congratulazioni per il libro. Sono 2 argomentazioni, obiezioni molto importanti, perché sono cose che si sentono sempre, tutti obiettano così. Non dico che non siano argomentazioni giuste, però sono davvero tante comuni, bisogna poter contrastare, rispondere. Allora, questo supposto esodo dei miliardari è un mito, è una leggenda, non è vero, però è molto comune, lo dicono tutti. C'è un'azienda britannica che vende visti dorati, cioè quei visti che consentono di andare a vivere in paesi dorati per tanti motivi, tra cui fiscali. Questa ditta si chiama Henry & Partner, pubblica regolarmente una stima della lista dei miliardari per argomentare proprio contro la minaccia di un esodo, quando un governo, un paese pensa di aumentare le tasse sui ricchi, soprattutto tasse sui redditi dei ricchi, appunto. Allora, siamo riusciti a dimostrare, guardando ai dati di questa azienda, che anche se le loro cifre fossero giuste, e ci sono tanti motivi per pensare che le cifre non siano giuste, sembra comunque che statisticamente il numero, quindi anche con i numeri giusti, anche si vede che la parte di miliardari disposti a cambiare paese, andare altrove, è bassissima, sono pochissimi quelli che si sposterebbero. È dimostrato più o meno dappertutto.
ed è, anzi, i miliardari sono, come dire, reticenti all'idea di cambiare residenza fiscale, di spostare. Magari le persone normali sì, ma non c'è l'esodo, non c'è la fuga di massa, non si spostano. Questo va detto, va spiegato perché ci sono tanti media, tanta propaganda che ovviamente partecipa anche a questa rivendicazione e che non dicono la verità. Quindi va contrastata. Tanti te lo diranno, tanti contesteranno e diranno attenzione, non tassate i ricchi perché se ne vanno, ma non è vero. Quindi bisogna respingere questa accusa, farlo con i dati statistici e non è così. Poi la seconda parte, per, perché senso ha pagare le tasse tanto i governi le spendono male, i servizi non migliorano? Anche questo è molto comune, purtroppo. La gente è sfiduciata, ma poi si vede, andando a vedere gli studi econometrici su quello che viene fatto, una delle cose che è sempre correlata con la minore corruzione dei governi e invece più responsabili nei confronti dei cittadini è proprio la percentuale di tasse spese nella spesa pubblica dei governi. Questo vuol dire che quando i governi attingono a fonti di altro tipo, ad esempio prestito, titoli di Stato, obbligazioni o prestito dall'estero, è più probabile che diventino corrotti e che spendano quei soldi malamente. Brutta notizia questo, però invece la bella notizia è che proprio con i soldi del gettito, se i governi si affidano di più al gettito, alle entrate del fisco, noi tutti, magari, io personalmente amo pagare le tasse, ma capisco che a molti non piaccia, ma comunque quando uno paga le tasse si sente pieno di diritto, sente di poter dire allo Stato questi sono i miei soldi, che ne fai dei miei soldi? Questo è l'atteggiamento positivo, la dinamica giusta, chiedere conto al governo di come paga il nostro gettito. Quindi è importante. C'è ad esempio un outcome molto interessante sulla salute pubblica, i sistemi sanitari. Se un governo ha un bilancio di una certa cifra e la maggior parte di questa cifra arriva dal gettito fiscale, dalle tasse, allora in media quel governo spenderà molti più soldi nella salute pubblica e meno su altri aspetti. Quindi il bilancio totale, però, se ci sono più tasse, è dimostrato che si spenderà di più per la sanità pubblica. Quindi la spesa pubblica sarà sempre migliore se il bilancio è di provenienza fiscale rispetto ad altre fonti. E quindi gli stessi soldi spesi per la sanità porta a risultati migliori, porta ad una sanità più inclusiva, porta a servizi per i cittadini. Con le tasse pagate di più i governi non hanno solo più soldi, ottengono risultati migliori da ogni euro speso. Questo è dimostrato dagli studi, è una cosa, si diventa una superpotenza sociale in questo modo e questo è uno strumento potente, le tasse, se lo utilizziamo bene, ciò ci consente di vivere meglio, vivere in maniera più salubre, invecchiare meglio, anziché avere sistemi sanitari che ci accorciano la vita o tutti che sgomitano per conquistarsi il loro posto. Quindi è molto importante tornare al punto importante. Abbiamo bisogno di togliere ai ricconi. Serve una tassazione progressiva e proporzionale perché in fin dei conti i ricchi vivono nei nostri paesi, forse nelle loro bolle, vivono nei loro piccoli mondi lussuosi, ma sono cittadini dei paesi come noi, hanno bisogno degli stessi servizi. Quei paesi vanno meglio in generale, le persone vivono, invecchiano meglio. E se fate un confronto ad esempio con anche negli Stati Uniti dove hanno tanti miliardari, paragonare con quelli in Scandinavia, si vede che l'aspettativa di vita è molto migliore per i ricchi scandinavi perché i sistemi sociali, i sistemi pubblici sono migliori, quindi si vive meglio in società più giuste, più eque, dove la redistribuzione dei servizi è più equa. A questo dobbiamo mirare. Grazie, ci sono un sacco di studi su questo, sull'aspettativa di vita in America e in Europa e il più povero degli europei ha un'aspettativa di vita superiore al più ricco degli americani, diciamo, non al più ricco, ma insomma sto parlando di medie statistiche. Solo questa diciamo, dovrebbe servirci a
capire quanto è importante finanziare il sistema sanitario nazionale, che è una forse delle ultime cose che abbiamo di cui veramente vantarci dal punto di vista sociale e che distingue la civiltà dalla barbarie, diciamo. Un paio di note: la società che Alex ha citato, questa società che è in pieno conflitto di interessi, che mette in giro notizie terrificanti sull'esodo che in verità non esiste, non si chiama Henry & Partners ma Henley & Partners, lo dico per i bravissimi traduttori, ma qui sono proprio nomi diciamo così da addetti ai lavori, è totalmente normale che possano essere interpretati male. Henley con la L & Partners. Aggiungo solo ad adiuvandum rispetto a quello che diceva Alex, anche se non c'è assolutamente bisogno, che l'argomento dell'esodo è veramente puerile, no? Adesso cercate anche voi di immaginarvi miliardari, ok? E state in un appartamento, in una terra-cielo di 600 metri quadrati a Place des Vosges a Parigi, o in un posto analogo a Londra o a New York con vista sul Central Park. Ma davvero voi vorreste, per risparmiare un punto di percentuale di tasse, andarvi a trasferire a Dubai, come dire, vista centro commerciale, vista deserto, per risparmiare un po' di soldi? Cioè, ma pensatelo nella vostra vita. Cioè, se qualcuno dicesse a voi che avete un magnifico appartamento nel centro di Udine, andare a vivere in un deserto per risparmiare l'1%, voi che non siete, posso sbagliarmi, ma che non siete miliardari, lo fareste? Cioè, lascereste la vostra casa per andare a vivere in un posto vista centro commerciale o vista deserto? Io non credo. E allora perché dovrebbero farlo i miliardari che se non fossero avvisati dai loro tributaristi nemmeno si accorgerebbero della differenza? Cioè, l'unico motivo per cui nella loro vita quotidiana un miliardario si renderebbe conto che gli hanno tolto l'1% in più è che il commercialista lo chiama e gli dice: guarda, purtroppo devo darti una cattiva notizia, quest'anno ci hanno tolto l'1%. E quello, diciamo, se fosse nelle piene facoltà mentali, direbbe: e vabbè, è andata così, cioè, nel senso, la mia fortuna produce reddito anche quando dormo, perché questo è come funziona la ricchezza dei miliardari. Cioè, hanno dei soldi che producono soldi, perché hanno investiti in azioni, quel giorno le azioni vanno su e loro mentre dormono guadagnano, d'accordo? La media è stata fatta di recente di guadagni anche degli anni più sfigati dei miliardari, è di una rendita almeno dell'8% negli ultimi 10 anni. Bene, per non fare niente, per avere questi soldi in azioni, d'accordo? Cioè, la media del reddito negli ultimi 10 anni era di una crescita dell'8% all'anno, ma è la media. Alcuni hanno guadagnato il 100%, altri l'1%, ok? Quindi se tu a questo 8% togli anche l'1%, quello ha guadagnato comunque, senza fare niente, il 7% all'anno. Di questo stiamo parlando. Tornando però ad Alex Cobham, tuttavia bisogna ammettere che un problema culturale esiste, no? Nella nostra conversazione precedente per il libro, diciamo che poi per il mio libro con Alex Cobham, si parlava del fatto che a un certo punto Trump, no? Era uno che oltre a fare tutte le altre cose che fa adesso, diciamo, era prima che Trump si insediasse, è uno che si è sempre vantato, no? Di non pagare le tasse. Cioè, c'è l'idea che pagare le tasse sia un po' da sfigati. E d'altronde noi stessi abbiamo avuto un presidente del Consiglio, penso a Silvio Berlusconi, che disse che evadere le tasse quando erano troppo alte era un diritto naturale. No? Quindi c'è qualcosa nella psiche degli esseri umani, americani come italiani, che dice che le tasse sono un po' da sfigati. Allora chiedo ad Alex, come si fa a cambiare questa cultura? It's a good point. Ottimo punto questo, e non è neanche una cosa italiana o americana, è una caratteristica dei ricastri che preferiscono non partecipare, non adempiere ai loro obblighi fiscali e sociali, si sentono un po' esentati. Comunque, quando è stata creata la mia rete era molto più comune sentire
sia i ricchi o le aziende che parlavano di avere un po' di obbligo per ridurre le tasse. Poi nel corso di 10 anni, anche nel corso delle varie crisi finanziarie, l'atteggiamento è un po' cambiato ed è diventato meno accettabile dire queste cose, tipo che pagare le tasse è da sfigati, eccetera. Poi è chiaro, c'è stato Trump ed è stato molto coperto dai media come un errore politico, dire che non gli piaceva pagare le tasse, lui poi ha smentito, ha cercato di attenuare. Quindi le cose forse si stanno invertendo, almeno negli Stati Uniti. C'è un atteggiamento di rispondere agli obblighi dell'autorità fiscale, lo portano avanti un po' tutti i partiti di destra e di sinistra, perché si sente a livello politico questo dovere di pagare, anche se qualche attacco al fisco viene sempre fatto. Comunque le tasse sono purtroppo regressive, perché si pensa che quando si prendono risorse dall'autorità fiscale si pensa poi che i ricchi e le aziende non saranno mai auditate, quindi si rischia che il sistema fiscale diventa meno regressivo, riducendo le capacità dell'autorità fiscale. Quindi c'è il tentativo di costruire una narrazione sull'importanza nazionale per le nostre società di avere un'autorità fiscale ben dotata di risorse, di personale, anche per i controlli. Negli Stati Uniti è un po' il contrario, perché Donald Trump praticamente fa causa a se stesso, alla sua amministrazione, per alcune gestioni fiscali. E lui porta avanti le sue battaglie, anche perché ovviamente con delle battaglie politiche, perché ha tanto da perdere ovviamente, però per noi è normale, perché ci dà un esempio così convincente di quello che non va fatto, di come non si possa costruire una democrazia senza un buon fisco. Ora, la sensibilità della destra in Europa di vedersi associata a Trump è un'evoluzione interessante che andrà seguita, quindi usare anche soldi sporchi che siano dalla Russia, che siano da altre influenze comunque di destra oppure da alleati politici di Donald Trump. Ora, queste cose vanno valutate per quello che sono, ovvero atti profondamente antipatriottici, attacchi ai nostri sistemi politici, alla nostra giustizia, e quindi credo che posizionare la tassazione, il fisco come una parte importante delle nostre responsabilità sociali anche per i nostri leader, così possiamo ripristinare la narrazione corretta. Alex ha appena usato l'aggettivo patriottici o anzi antipatriottici, allora mi dà il destro per ricordare che esiste una organizzazione che si chiama Milionari Patriottici, che sembra una strana coppia, diciamo, di termini insieme, eppure invece esiste, sono esattamente quello, milionari che in America, in Gran Bretagna, ma anche nel resto del mondo un po' meno, diciamo, ce ne sono un paio anche in Italia, chiedono una cosa semplice: avete bisogno di soldi per far funzionare lo Stato? Chiedete a noi che ce ne abbiamo tanti, invece che chiedere alle solite persone che ne hanno poche, no? È un truismo, una cosa dovrebbe essere un truismo, una cosa autoevidente, che ancora non lo è completamente, ma insomma qualcosa si muove. Allora, siccome Alex ha anche citato la destra e la sinistra, allora io gli chiederei proprio questo, no? La destra ha un prodotto più facile da vendere, no? Tipicamente ha un prodotto, cioè il prodotto politico della destra è più facile da vendere perché fa appello ai sentimenti di base degli esseri umani, tipo la paura degli immigrati, del diverso, dello Stato che ti viene a prendere i soldi in tasca, mentre la sinistra ha un prodotto più difficile da vendere, un po' più controintuitivo, cioè dire noi vogliamo il bene nostro e anche degli immigrati, vogliamo il bene nostro di noi che stiamo bene, ma anche di quelli che stiamo meno bene, quindi siamo disposti a essere tassati di più. Quindi, come dire, i due prodotti sono difficili da vendere e servono delle metafore migliori a sinistra per vendere questo prodotto controintuitivo che è le tasse. Nel libro, di cui fra un secondo poi chiederò anche di parlare di più, nel libro di Alex Cobham, lui le definisce per esempio
superpoteri le tasse, che è un'altra maniera, diciamo così, più di metterla in positivo. Gli chiedo di elaborare un po' di più sulle metafore giuste per vendere le tasse in un'accezione positiva. No, I do think, the joy of tax. Sì, allora la gioia delle tasse, la gioia di pagare le tasse, bisogna parlarne, dobbiamo familiarizzarci con questo concetto. Io ho parlato della magia che può accadere nella salute pubblica quando i paesi spendono più soldi delle tasse. Serve un cambiamento su questo, davvero. Se si va a vedere la ricerca, quello che si vede è che le tasse dirette, quindi le tasse sul reddito, sui profitti, sulle plusvalenze, sul patrimonio, eccetera, queste sono le tasse più importanti, non solo come gettito, per farlo aumentare e per gestire le diseguaglianze, ma anche per spingere la rappresentanza politica nella giusta direzione. Queste sono le tasse più visibili per tutti a noi per cui i governi devono poi rendere conto e devono spendere meglio. Però per i politici a uno non gli importa molto del lungo termine, quasi mai i politici pensano al lungo termine, loro pensano sempre alle prossime elezioni, quindi il short termismo. E loro non vogliono raccogliere soldi per spenderli per forza, vogliono raccogliere soldi in maniere che siano poco visibili a noi, e questo succede quando si tassano i consumi, perché quando c'è un'imposta sul valore aggiunto, ad esempio anche sugli alimenti, sui prodotti di base, il margine non si nota, la gente non se ne accorge. E quando invece ti tassano lo stipendio le cose cambiano, la gente se ne accorge. Quindi la tendenza dei governi di destra e di sinistra è sempre stato di andare a tassare i consumi. Ma questo è regressivo purtroppo, perché poi chi è che spende gran parte del reddito sui consumi? Sempre i poveri, sono i poveri che consumano molto, vanno al supermercato eccetera, quindi se si tassano i consumi spostiamo l'onere sulle fasce a basso reddito, sulle famiglie, questo è un meccanismo noto, quindi per cambiare le cose bisogna trovare modi per spiegare bene l'argomentazione, ovvero dobbiamo utilizzare questo superpotere delle tasse, anziché usare le tasse in maniere che peggiorano le nostre società, vanno utilizzate nel modo migliore, ovvero per rafforzare le nostre democrazie, le nostre economie e le nostre società in generale. C'è in particolare un miliardario italiano, Notar Bartolo mi sembra di aver capito, che lui fa pubblicità per pagare le tasse, è uno dei cosiddetti patrioti delle tasse, tra l'altro sopporta la nostra rete per la giustizia. Il lavoro che fa nel divulgare la storia è fondamentale, ci dà un aiuto enorme. Mi aiuta a dire i ricchi devono pagare le tasse. Quello che fa questa signora racconta la sua storia, ci aiuta un sacco, quindi dobbiamo trovare probabilmente tante voci, proprio portavoci per divulgare questo messaggio. Anche migranti vanno coinvolti, perché in tutti i paesi del mondo dove abbiamo i dati, vediamo che i migranti pagano una grossa fetta dei loro redditi in tasse, e contribuendo così al benessere di tutti. Cioè le persone non è che vengono nei paesi per rubare, allora, questa è un'altra leggenda campata per aria, i migranti non portano via nulla, quelli che lavorano cominciano a contribuire subito, pagano le tasse come gli altri e più ne vengono più pagheranno, questo va detto e va riconosciuto. Bisogna anche, c'è una vignetta di un miliardario che ha davanti un sacco di cibo e dall'altra parte del tavolo c'è un migrante con un solo biscotto e poi un migrante con niente, e il miliardario dice al lavoratore che ha un biscotto: occhio che quello che non ha niente ti porterà via l'unico biscotto. Conoscete questa dinamica ed è quello che cercano di fare tanti politici di destra. Questa narrazione va invertita, va invece compreso che i lavoratori e i migranti sono le stesse persone che siamo noi, con gli stessi interessi, e poi hanno gli stessi interessi di tutti, miliardario compreso, perché alla fine con tante tasse staranno meglio tutti.
Beh, interessantissima questa battuta, diciamo, no? Così, che è proprio la dinamica cui assistiamo, cioè della guerra fra i poveri, in cui esiste questo paradosso per cui tante persone povere, o comunque che sono distanti anni luce da essere milionari e men che meno miliardari, alcuni di questi sono stati così, hanno lavato il cervello così tanto, la narrazione prevalente per cui è meglio non alzare le tasse mai, per cui votano per persone come in America, come Trump, che sono famose per aver fatto gli sconti fiscali più grossi di sempre dai tempi di Reagan ai super ricchi. Quindi votano finanziariamente in maniera vistosa contro il loro interesse. Questo è un fenomeno molto molto importante, succede anche da noi. Adesso chiederei che preparate le vostre domande, se ne avete, fra 5 minuti e poco più, sì. Però prima vorrei chiedere uno sforzo enorme di sintesi ad Alex, se ci dice qual è, diciamo così, il sunto estremo del suo libro, che ovviamente vi consiglio di cercare in inglese, diciamo What do we know and what should we do about tax justice? Se tu dovessi, diciamo, riassumerlo come in un pitch da un venture capital, come lo racconteresti? Well, look, I think I've probably spoken at some length about the argument that Ma taxes ho are social molto superpower, parlato and that's, dell'argomentazione che le tasse sono le nuove superpotenze e questo è il messaggio chiave, se dovessi dire in 2 parole. Poi it's about the action un'altra cosa that we need to take. sono le azioni che And dobbiamo that's tutti actually compiere. around this Eh, idea that it's only E through ruota international attorno a questa cooperation idea che solo con la cooperazione internazionale tra gli stati riusciremo a ripristinare l'abilità, la forza di ogni paese di portare avanti una tassazione diretta, progressiva, molto migliore. Tanti anni fa l'unica base che consentiva di parlare di tasse a livello internazionale era all'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo, che era un club dei paesi ricchi e che stabiliva anche regole fiscali da sempre, dagli anni 60. E all'epoca si era detto, e lo diciamo ancora, che questo dovrebbe invece venire all'ONU, alle Nazioni Unite, e che tutti i paesi dovrebbero poter dire la loro in queste decisioni fiscali. Ed è un'argomentazione difficile questa però da portare avanti, però poi è interessante vedere quello che è accaduto e forse è anche un po' uno degli aspetti positivi dell'amministrazione Trump, nel senso che storicamente i paesi avevano compreso che i diritti fiscali erano stati portati via da loro, le colonie, i paesi che erano stati conquistati hanno compreso questo e poi man mano con il controllo dell'OCSE sulle regole internazionali fiscali si è riuscite a far sì che molti paesi del mondo non potevano esercitare i loro diritti fiscali pienamente, anche perché molto veniva portato loro via. Finalmente negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi 2 anni è che i paesi del nord, tra cui l'Italia, il Regno Unito storicamente è stato uno dei principali, se non il principale, che è andato a portare via agli altri con il colonialismo. Comunque finalmente si cambia, finalmente la sovranità fiscale dei paesi anche del nord è sotto attacco. Il Regno Unito lo ha capito come tutti gli altri paesi, perché i paesi che hanno sempre partecipato all'OCSE e stabilito le regole, quelli più ricchi, praticamente tutto è stato dominato dalle multinazionali americane, dagli USA, hanno cambiato atteggiamento per essere sicuri e hanno capito che il sistema fiscale non è troppo efficace, quindi hanno deciso di, anziché togliere i diritti fiscali ai paesi più poveri o ai più emarginati, per cui all'inizio di quest'anno, dicevo cambiamento, i paesi dell'OCSE hanno deciso di fare un accordo che esenta le multinazionali dal gruppo delle tasse minime che erano state decise
Qui, US multinationals are responsible. visto che molte multinazionali, quante sono che sono responsabili, succede che molti paesi sono esentati, molti paesi soffrono, Italia compresa, perché non pagano queste multinazionali, hanno tutti dei sistemi di ingegneria per sfuggire alle tasse. E i paesi hanno detto, allora, prendetevi questi milioni delle entrate che ci aspettavamo che sarebbero arrivati nel group of minimum tax e poi teneteveli. Però non c'è stata una copertura politica del fatto che i governi hanno fatto questo. Comunque, poca copertura anche del fatto che attualmente c'è l'opportunità senza precedenti dei negoziati sulla Convenzione ONU sulla cooperazione fiscale internazionale, la creazione finalmente di un organo, di un gruppo dove si possano stabilire regole fiscali. C'è un paese del mondo che si è rifiutato di partecipare e ovviamente gli Stati Uniti d'America. Loro non vogliono. Questo vuol dire che mentre all'OCSE gli Stati Uniti possono mettere il veto su qualunque progresso, all'ONU il processo va avanti anche senza ostacoli, nonostante loro non siano d'accordo. E quindi i nostri governi, mentre noi parliamo, negoziano una convenzione, come la convenzione quadro, ad esempio, sul cambiamento climatico. Se l'anno prossimo passerà, succederanno delle cose e si creerà uno spazio per una conferenza delle parti che poi potrà lavorare sullo stabilire nuove regole fiscali. Quindi emerge il potenziale di sistemare finalmente le regole fiscali del mondo, soprattutto come vengono applicate in maniera troppo favorevole agli ultraricchi, alle multinazionali. Quindi si potrà finalmente cambiare il sistema e i paesi, e soprattutto l'Unione Europea, potranno mettersi alla guida di quei paesi insieme anche al Sud globale per cambiare le regole. E quindi o rinunciamo alla nostra sovranità fiscale, lasciamo che gestisca tutto Donald Trump e gli Stati Uniti, oppure ci mettiamo insieme coesi in un meccanismo di difesa comune per riuscire a tassare finalmente in maniera equa e giusta. Per far questo dobbiamo chiedere ai nostri governi che si decidano da che parte vogliono stare e come vogliono tassare. Ecco, il mio libro in poche parole racconta questo, di come rendere il sistema fiscale mondiale più giusto e più equo. Ecco, vogliamo lasciare tutto a Donald Trump o vogliamo metterci insieme per avere un'Europa e un mondo più giusto? La risposta, diciamo, datevela da soli. E io, per finire e per lasciare lo spazio a voi, l'ultima domanda per finire su una rapidissima, su una nota, diciamo così, di ottimismo. È dei giorni scorsi, lo potete trovare tranquillamente su internet, un piccolo video delizioso dal mio punto di vista di Zoran Mamdani, il sindaco di New York, davanti a un appartamento che costa 238 milioni di dollari a New York, comprato da un ricco finanziere che resta quasi tutto il tempo sfitto. Mamdani ha introdotto una pied-à-terre tax, cioè sui grossi appartamenti, grossissimi, costosissimi appartamenti che rimangono sfitti, dice, almeno lasciate sfitti, benissimo, è un investimento, però pagateci una tassa, no? Allora, questo video che ha fatto il giro del mondo, perché è molto ben girato, è spiritoso, ha fatto infuriare molti, diciamo, americani ricchissimi, tra cui un importante palazzinaro, amministratore delegato di Vornado, che ha detto: dire tax the rich è come un'affermazione razzista, it's a racial slur. Un altro finanziere importantissimo, Ken Griffin, ha detto: lo dica Mamdani, se vuole trasformare New York in una città a cui non piace il successo, lo dica e ci trasferiremo tutti a Miami. Allora, a me sembra che ci sia finalmente un po' di nervosismo, diciamo così, in questa classe di miliardari, ma lo chiedo brevissimamente a Alex Cobham. Sì, hai probabilmente ragione. C'è un po' di nervosismo crescente e meno male che è così. Lo svantaggio forse è che appunto che ci sono
10 milioni di dollari che vengono spesi in California per cercare di convincere le persone a non votare per questa proposta Molti di di più. legge. Sì. Questo è l'esempio più chiaro, però c'è uno sforzo molto più ampio per resistere a questo, ovviamente. Comunque, adesso si vede questa frattura, ci sono tanti miliardari in California che a favore di questa legge, di questa proposta di legge, riconoscono che non tutti vogliono andare a Miami o fare come Elon Musk. Loro sono in California per un motivo anche culturale e sono attaccati a quel territorio. Magari non è tanto importante per i miliardari, ma è importante per quelli che fanno soldi, quindi c'è una differenza, secondo me. Quindi il nervosismo crescente e quelli che vogliono resistere, tra cui il sindaco di New York, è un segnale incoraggiante positivo. C'è forse anche un tocco di disperazione, di esasperazione, che spero vada nella giusta direzione. Ottimo. Allora, avete qualche domanda? Vorrei sapere se negli stati dove sono state applicate le imposte sui redditi si sono raggiunti i risultati che si speravano e poi se era possibile avere qualche informazione in più sulla legge di iniziativa popolare di cui aveva iniziato lei a parlare. Very good question. Sì, Yes, capito, and ottima this is an domanda. interesting area, again, where what you È un see settore is, interessante questo. Quello che si vede media narrative. è sempre questa narrazione mediatica alterata. Molti 10 and 20 years ago, Molti paesi political pressure. con le pressioni politiche non hanno voluto mettere tasse su patrimoniali, invece altri paesi sì, come la Spagna, e lì hanno molto aumentato il gettito, sono aumentate le entrate dello Stato e anzi hanno avuto più reddito di quanto si aspettassero, anche in Argentina, in Colombia, ci sarebbero tanti esempi che si dimostra che le cose possono essere fatte anche con paesi di grosse differenze di reddito, però i risultati sono positivi e incoraggianti. Ma cosa si trova nei media? Non si parla del gettito aumentato, non si parla dei miglioramenti sulla vita delle persone, ma magari si sente la storia di un poveretto ricco che si è dovuto trasferire a Dubai o altrove per sopravvivere. Danno sempre le notizie distorte e quello che accade in California anche dimostra che il fatto che alcuni ricchi siano disturbati dalle tasse non riflette poi la situazione generale su quanto aumenta il gettito, su quanto migliora la situazione in generale. Quindi attenzione a ciò che ci raccontano i media rispetto alla realtà. Se qualcun altro ha qualcosa da dire, intanto rispondo al... Prego. Questa iniziativa si chiama 1% equo, trova tutte le risposte su internet in estrema sintesi e poi se vuole io oggi alle 5:30 parlo dell'Italia, parlo tutte queste cose qui, le dico meglio, comunque 1%, almeno dall'1% sopra i 2 milioni, che è forse un po' vasta come soglia, però come dire, è un inizio di una discussione. Prego. Sarebbe il caso di eliminare completamente i vari paradisi fiscali sparsi in giro per le isolotte dove diciamo c'è una protezione ancora relativamente molto forte, al di là diciamo di varie commissioni all'ONU eccetera, perché lì si rifugiano i super ricchi con varie società, prestanome eccetera. Questa era la domanda, grazie. Alex Cobham, il Tax Justice Network si è occupato tantissimo e Alex Cobham in particolare si è occupato tantissimo di paradisi fiscali, è il momento di chiuderli? Questo è un settore dove di nuovo la narrazione mediatica non è neanche lontanamente vicina ai fatti. È vero che soprattutto dopo l'impero britannico ci sono alcune piccole isole remote con le palme che hanno un ruolo in abusi fiscali e sono le isole Cayman, le isole Vergine e alcune poche altre, ma in realtà
se andiamo a vedere globalmente dove sono i principali problemi, chi è responsabile per la perdita di reddito dei paesi, chi non fa i controlli e chi promuove la corruzione, non sono queste isolette paradisi fiscali. Queste isolette esistono solo per una piccolissima parte del business, sono rimaste dopo la fine del colonialismo del Regno Unito, degli Stati Uniti, però potrebbero finire domani, non cambierebbe molte. Bisogna vedere chi c'è veramente dietro a tutto il movimento. Sono grandi paesi che sono ovunque nel mondo, che lavorano molto sul segreto finanziario e hanno delle giurisdizioni, dei sistemi che proprio aiutano gli abusi fiscali, gli abusi sulle tasse. Gli Stati Uniti sicuramente, era già così prima di Trump, non tanto durante Obama ma dopo di nuovo. Da lì arrivano le minacce, lì ci sono tutti i meccanismi, i cavilli che consentono di nascondere i capitali. E quando l'Ocse a un certo punto ha annunciato che era il caso di chiudere i paradisi fiscali, lo ha fatto nel 2009 anche il G20, hanno detto chiudiamo i paradisi, si sono impuntati contro queste isolette, ma hanno delle giurisdizioni molto limitate, a parte che poi non possono attaccarle perché sono lontane dall'Europa, però le cose accadono in altri paesi. E negli anni sono cambiate alcune cose. Queste isolette hanno una pessima reputazione, ma non sono i responsabili del problema, i problemi sono altrove. Quindi dobbiamo mettere in discussione la segretezza fiscale di alcuni stati americani come il Delaware, quando affrontiamo l'Irlanda, Malta, i Paesi Bassi, la Svizzera, Cipro. Questi sono i problemi. Anche la Germania ha tanti segreti. Quindi non sono le isolette cosiddetti paradisi fiscali, le cause sono molteplici, dobbiamo cambiare il sistema dei controlli, le misure, le ingegnerie fiscali, i cavilli anche spesso legali che consentono abusi pazzeschi. Tocca a tutti noi convincere i nostri governi a partecipare a questa crociata per risolvere questo grave problema. Aggiungo in un secondo che anche l'Italia a suo modo è un paradiso fiscale per quanto riguarda le imposte di successione che sono fra le più basse del mondo, 4% coniuge e figlio sopra 1 milione, mentre in Gran Bretagna era l'aliquota decisa da Margaret Thatcher sono del 40%, e poi abbiamo quella flat tax per gli ultramilionari stranieri che era stata fissata a 100.000 euro da Renzi e adesso è stata portata a 300.000 euro da Meloni, che però è come dire niente per i miliardari. Se c'è un'ultimissima domanda la raccogliamo, altrimenti ringraziamo, io almeno personalmente ringrazio moltissimo Alex Cobham per quello che ci ha detto e soprattutto per lo straordinario lavoro che fa, e grazie a tutti voi per essere stati qui fino in fondo. Grazie. Grazie. Thank you, Mr. Alex, and goodbye. Thank you very much. It's been a pleasure. I think everything